Buonasera all'allenatore della Super Giovane Castelbuono, mister Vittorietti. Allora, una sua analisi personale sulla partita di oggi. No, quasi ti direi che non saprei come risponderti. È una gara in cui abbiamo prodotto tanto, ma occasioni a tu per tu col portiere, di quelle per cui si lavora una settimana, di quelle chiare, ghiotte da poter buttare dentro, non ce l'abbiamo fatta e purtroppo esce fuori questo risultato, un risultato appunto, anche se ingiusto, dobbiamo accettare, ecco. C'è grande amarezza per le 4 grandi palle gol costruite nel primo tempo. Sì, sì, no, assolutamente, ma anche nel secondo ce ne sono state due a tu per tu col portiere, due palle di Cotugno che non siamo riusciti a trasformare in porta. Pazienza, dobbiamo continuare a lavorare. La sensazione è che i suoi ragazzi abbiano subito un calo nei minuti finali della partita. Quando in queste partite può capitare, purtroppo, quando io giudico un calo magari emotivo, più mentale che fisico. Sono tante occasioni appunto sprecate, inizi a farti pensieri negativi da cui poi non siamo riusciti a uscire, anche se devo dire gli ultimi 6-7 minuti abbiamo avuto anche altre due palle gol che non siamo riusciti a trasformare. Ecco.